Ciao a tutti, eccoci all'inizio di una nuova puntata. La parola di oggi la possiamo dire subito, Giacomo? Ma sì, dai, sì, diciamola subito. La parola di oggi è la parola incontri. A te cosa fa venire in mente la parola incontri? Credo come tutti di dire una vanità, ma penso a due persone che non si conoscono e che si incontrano e si conoscono. Qual è stato l'incontro più importante della tua vita? Se posso chiedertelo, giusto per andare subito... Credo che ne possiamo parlare dopo, durante la puntata. Ne parliamo dopo, bene. Invece per me incontri mi riporta con la mente ad un viaggio. Quando ho fatto un viaggio tanti anni fa ho incontrato veramente tantissime ragazze, tantissime persone. Però andiamo subito al dunque. Che cosa significa letteralmente la parola incontri? Andiamo a chiedere etimologia al professor Dovegno. Andiamo. Incontro viene dal verbo incontrare che nella sua etimologia si porta dietro l'idea di imbattersi lungo il cammino in qualcuno o di andare verso qualcuno. Quindi l'incontro è un'azione che implica, non dico una scelta, ci si può anche incontrare con qualcuno senza averlo previsto, però almeno la scelta di non sottrarsi all'altro, altrimenti non c'è nessun incontro. Dunque, l'incontro di per sé con qualcuno comporta, diciamo così, il rischio dell'altro, comporta che noi non facciamo il deserto intorno a noi. Mi viene in mente un verso di Lavorare stanca di Pavese, diceva: non è certo attendendo nella piazza deserta che si incontra qualcuno. E certo, alcuni incontri che facciamo poi possono essere determinanti per la nostra vita, nel bene e nel male. Io ricordo ancora oggi, dopo tanti anni, il primo incontro con una ragazza che avevo visto passare in una palestra in mezzo ai commenti ammirati di tutti quelli che avevo intorno, che io non conoscevo, che ho rincontrato durante una questua parrocchiale, le ho chiesto una sigaretta e io facevo l'uomo sandwich. E da quell'incontro dell'uomo sandwich con la ragazza che fumava è venuto fuori qualcosa che è il mio matrimonio, che dura da più di 40 anni, senza nessun mio merito. Invece c'è l'idea che l'incontro possa essere qualcosa di ideale. Lo stesso Pavese dedica una poesia intitolata Incontro a una donna che è il frutto del suo desiderio. L'ho creata dal fondo di tutte le cose che mi sono più care e non riesco a comprenderla. Allora io credo che sia così, non come dice Pavese, può essere anche così, ma che per tutti ci sia una donna, un uomo, non ideale, ma quello che è preparato per noi, che possiamo incontrare davvero. E in fondo la stessa cosa io posso, nella mia piccola esperienza, dire che è successo anche a me, avviene con Gesù Cristo per i cristiani. I cristiani non sono quelli che credono a una verità astratta, fanno un incontro con una persona concreta che gli comunica
non delle verità astratte, ma il suo spirito di risorto. Quindi anche questo incontro è determinante, anzi poi a lungo andare, io ormai sono vecchio e posso dire che è quello che dà il sale, il senso a tutti gli altri. Quindi tu mi parlavi di un viaggio che ti ha fatto incontrare delle persone, ma hai in mente altre persone che hanno dovuto fare dei viaggi per fare degli incontri? Sì, ho in mente un ragazzo che ha fatto un'esperienza un po' particolare, apparentemente comune a tante altre, però nel suo caso molto particolare. Ed è la storia di un fotografo di viaggi, grazie ai quali ha avuto la possibilità di conoscere davvero tantissime persone. No, ma dove è andato? È andato, è preso, è partito, ha lasciato la sua casa ed è andato in giro per il mondo. Ha visitato tantissimi paesi, tantissimi stati differenti, lingue, culture e contesti diversi. Andiamo a vedere le sue fotografie. Andiamo. Essere fotografo oggi è penso che sia molto più difficile, dato che prevalentemente la fotografia è tutta sui social. Quindi il mio progetto punta invece a far sì che le persone ricevono direttamente energia, trovandosi davanti alla fotografia, e se la fotografia è espressiva si riesce a percepire anche un pizzico d'anima della persona. Sono partito nel novembre del 2015 e sono partito, non sapevo a cosa stessi andando incontro, sapevo quello che lasciavo che non mi dava veramente più niente. Partendo ho fatto i primi 4 mesi fra Africa e Asia, in cui ancora non avevo dato la svolta. Poi dopo sono entrato, ho vissuto 10 mesi in Australia, ho lavorato moltissimo e anche lì ero sempre molto in balia non so di cosa. Perché sei partito? Perché ero stufo di vivere in questo sistema. Quale sistema? Questo sistema in cui ti dicono bene o male quello che devi fare, come ragionare. Siamo un pochino dei numeri, definiti sotto tanti aspetti, e quindi avevo bisogno di trovare me stesso. Cosa hai incontrato? Chi hai incontrato? Ecco, ho incontrato il mondo, ho incontrato l'universo, a dire la verità. Mi sono connesso con l'universo e diciamo che se fai quello che realmente ti dice il cuore, la connessione con l'universo mano a mano aumenta, e quindi inizia a capire tante cose, inizia a capire bene o male che c'è qualcosa di veramente grande oltre, e quando ti ci connetti è bellissimo. Perché Cosa vuol dire incontrare il mondo? Vuol dire avere un'apertura mentale che ti permetta di confrontarti sempre con persone completamente diverse da te. Lasciarmi trasportare dagli eventi che accadono. L'incontro è quello, perché se fai così non ti poni troppi limiti mentali e quindi riesci a far sì che ciò che deve accadere accada, ed è bellissimo. Stefano, il fotografo, come abbiamo visto, ha viaggiato tanto, ha visitato tanti paesi diversi e ha incontrato tante persone, quindi è lui che è andato verso il mondo. Certo che comunque girare il mondo, incontrare delle culture diverse, comunque approcciarsi è molto difficile, quantomeno all'interno del viaggio magari può essere una cosa interessante, però all'interno della quotidianità, rapportarsi con culture diverse non è così semplice. Esatto, non è assolutamente semplice, però è anche quella che ti sto per raccontare, è un'esperienza che ha qualcosa a che fare con la storia di Stefano, il fotografo. Lui è andato verso il mondo, invece questa esperienza è il mondo che viene verso di noi. E infatti ho avuto la possibilità di assistere ad un incontro di persone, soprattutto di giovani, provenienti da tantissime culture diverse. Vabbè, è un'ottima occasione per andare a vedere qualcosa di nuovo. Andiamo!
è slovacca, mentre mio padre è algerino. Io sono nata qui in Italia, quindi mi reputo italiana a 360 gradi, però ovviamente ho un passato di culture diverse che si sono incontrate e ovviamente hanno cercato di intrecciarsi nel migliore dei modi. Quindi appunto al di là della cultura, mia mamma era evangelica mentre mio padre è musulmano, quindi oltre a essere un mix di culture è anche un mix di religioni, e ovviamente nata in Italia in un ambiente puramente cattolico, quindi c'è un'altra ulteriore religione, quindi appunto la mia storia sono un pezzo di un puzzle che è un po' un mosaico di più culture. Innanzitutto io frequento l'università, sono alla facoltà di mediazione linguistica e culturale, e nella nostra facoltà si vede molto un mix di culture, nel senso che essendoci offerte didattiche come il cinese, il giapponese, l'indi, comunque culture che diciamo vanno a vedere un po' tutto il mondo, ci sono persone che comunque hanno già una mentalità aperta e riescono comunque a capire, non a capire però comunque a integrarsi con noi, a includersi con noi. È stato uno scambio secondo me molto bello, soprattutto perché ci dà la possibilità in un certo senso di mettere alla luce quelli che possono essere un po' i nostri punti comuni e poter creare, diciamo anche a livello giovanile, mi viene da dire, no? Rispetto alle persone che magari non credono, un po' un'alleanza fra varie confessioni cristiane, appunto quelle presenti, e anche fra varie religioni. Mi piaceva in particolare, come dicevo all'incontro, un po' questo punto di contatto che è la figura di Maria. L'integrazione, la questione religiosa parte dalla persona, quindi se si vuole avere veramente un dialogo, quindi un confronto, allora può esserci. Quindi io invito chiunque, tutti noi, io in primis, ad aprirci mentalmente, ad essere disponibili a questo confronto. Diciamo la paura deriva dall'ignoranza. La gente che ci conosce comunque ci vede come appunto cioè alla pari, cioè come un loro pari, quindi appunto questo aspetto qui è importante, non rimanere nell'ignoranza e confrontarsi con gli altri. Credo che questo confronto, questa discussione fra giovani ci dia la possibilità di appunto riconoscerci intanto fratelli in un certo senso, capire che abbiamo dei punti in comune belli, profondi, veri, e in un certo senso quindi creare un'alleanza di fede. Giacomo, abbiamo visto che ci sono incontri che avvengono dall'altra parte del mondo e invece incontri che avvengono non lontano da casa nostra. Però ci sono anche altri tipi di incontri con persone che avvengono nella nostra quotidianità, nelle nostre strade. Io ho in mente una tipologia di incontro molto particolare che riguarda un ragazzo, Andrea, il quale comunque essendo non vedente ha fatto gli incontri in una maniera poco convenzionale, sicuramente diversa da quella che facciamo noi, cioè comunque il suo incontro non era legato tanto alla vista di una persona ma più all'ascolto, al sentire della persona. Quindi ascoltava e guardava con gli occhi del cuore, e proprio per questo, per conoscerlo meglio, andiamo ad ascoltare le sue parole attraverso una canzone. E comincia a muoversi su e giù, e in quel dondolio riconosco la purezza, riscopro ciò che io non sento quasi più. Occhi senza sguardo ma cuore sempre aperto, insegnami a difendere il buono che c'è in me. Saluta subito, come va? Essere come te, essere speciale. Tu non sei diverso, sei uguale a me. E se non ci credi è per dispetto, mi sorridi. Prendi questa musica
suoni più speciali. Sono come te, sarò coi occhi. Io per te ascolterò il battito lieve delle ali. Che non sento più. Che non sento più. Certo, la vita non è facile. Poi nascono domande a cui non sai rispondere. Lo so. Essere come te, essere speciale. Tu non sei diverso, sei uguale a me. E se non ci credi e per dispetto mi sorridi, prendi questa musica, dividiamo un brivido. Sono come te, sarò coi occhi. Io per te sentirò profumi e suoni più speciali. Sono come te, sarò coi occhi. Io per te ascolterò il battito lieve delle ali. Che non sento più. Che non sento più. Sono come te, sarò coi occhi. Io per te sentirò profumi e suoni più speciali. Sono come te, sarò coi occhi. Io per te ascolterò il battito lieve delle ali. Che non sento più. Che non sento più. Secondo me comunque Francesca, un aspetto fondamentale dell'incontro e di cui abbiamo parlato poco finora è il fatto che l'incontro è comunque un'occasione per le persone comunque di arricchirsi, di accrescere quella che è la loro conoscenza o le loro esperienze. Ecco, è vero, però non ho capito esattamente a cosa ti riferisci. Mi fai un esempio? Beh, adesso andremo a vedere la storia, quella di Maria, la quale fa comunque un lavoro un po' originale, cioè comunque lei è una cantante, quindi non un lavoro normale, però che attraverso questo lavoro ha comunque, grazie agli incontri, ha avuto possibilità di arricchirsi. Adesso andiamo a vedere. Troppo il tempo lasciato a rincorrere presente e passato. Questo intreccio nasce fin da subito, da quando sono bambina, perché mio papà cantava sempre, lo sentivo con la sua chitarra a casa, sul divano, con gli amici eccetera, e devo dire che questa cosa mi ha sempre incuriosita, per cui fin da piccola ho iniziato a voler avvicinare la chitarra come strumento e la voce, e quindi il canto. Già dalla quarta liceo, quindi dall'incontro con Armando Corsi, a me era chiarissimo che avrei fatto, per me era chiaro fin da sempre, però in quel momento ancora di più che la mia vita sarebbe stata la musica. Però come farlo? Come fare a diventare la musica un mestiere? Questo non è proprio semplice. L'incontro con Beppe Quirici, che è stato il mio primo produttore, che nonostante sia stato il mio produttore è stata una delle persone più importanti della mia vita come umanamente, come amico, perché mi ha permesso di fare un passaggio fondamentale, che è quello di mettere le gambe ai desideri, mi viene da dire così, cioè non basta avere un desiderio, non basta avere un talento, non basta avere una vocazione, poi bisogna lavorare perché questa cosa vada, e lui mi ha insegnato questo.
Nel mio precedente disco sono riuscita a collaborare con Jacques Morellenbaum, che è un violoncellista brasiliano che lavora con Gilberto Gil, Caetano Veloso, insomma i miei riferimenti anche musicali, no? E quindi di cose ne sono successe tantissime, un po' che ho cercato e voluto con tutta me stessa e un po' che mi sono arrivate. E vai, lasciando soltanto un'orma di mare. Adesso, Giacomo, è arrivato il momento di ascoltare le parole di Don Luca sulla parola incontri. Don Luca ha commentato il Vangelo per noi, adesso lo andiamo a sentire. E quel giorno rimasero con lui. La nostra vita è una costellazione di incontri e pensiamo nelle nostre giornate quante occasioni di incontro possiamo raccogliere nella misura in cui ci rendiamo aperti e disponibili a permettere che la vita dell'altro si intrecci alla nostra. L'incontro accade quando permettiamo alla storia di chi abbiamo accanto di attraversarci, permettiamo di lasciarci ferire dal vissuto e dalla vita dell'altro. Talvolta accade di diventare impermeabili agli incontri, quando ci chiudiamo per le nostre paure, quando non vogliamo lasciarci scomodare nelle nostre abitudini o nelle nostre pigrizie, o nel momento in cui l'altro, più che una promessa, è percepito come una minaccia. Le coordinate per incontrare in profondità chi abbiamo accanto ce le suggerisce direttamente il Signore e giocando con questa parola, incontra, scopriamo che prima di tutto il risorto ci incontra cioè nella profondità di noi stessi. Non è un caso che le prime parole di Gesù dopo la sua risurrezione siano pace a voi. Quanto bisogno di pace hanno le nostre fatiche, le nostre ferite, specialmente quelle più profonde che sono anche capaci di toglierci il sonno. Il dono del risorto è la pace nella complessità delle nostre storie. Pace non significa automaticamente risolvere, ma ricevere nel cuore quel sostegno che è dono di Dio che permette di attraversare i tempi faticosi del vivere senza cedere alla rassegnazione. Potremmo dire che è il dono della speranza. Il risorto poi ci incontra viene a noi con lo Spirito Santo, permettendo a noi di rinnovare il passaggio dalla morte alla vita, dal buio alla luce. Gesù infine ci incontra tra. La collocazione che l'Evangelista Giovanni sottolinea è quella di essere in mezzo, tra di loro, come dire che nel passaggio dall'io al noi, nel vivere con e per gli altri, la comunità cristiana diventa luogo ed esperienza di risurrezione. È così che il Signore ci incontra dentro le fatiche della nostra storia. Da questo incontro anche noi diventiamo partecipi della stessa vita e della stessa missione del Signore e lo siamo nella misura in cui incarniamo nel nostro quotidiano vivere la stessa passione d'amore del nostro Maestro. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata, però prima di chiudere cerchiamo di non dimenticarci una parte importante. Beh, forse ti riferisci alla sintesi di Don Alberto? Esatto, una parte fondamentale sono le parole di Don Alberto, perché racchiudono un po' il senso di tutti i nostri discorsi, il senso di tutte queste esperienze che abbiamo incontrato finora. Andiamo. Quanto è importante per un giovane la parola incontri? Sicuramente tutti siamo nati da un incontro, il primo incontro è quello tra Dio e l'uomo, l'incontro tra i nostri genitori che ci ha portato a essere qui e poi siamo cresciuti grazie ai tanti incontri importanti della nostra vita. Vediamo che la stessa parola è un po' una sfida, no? Essere in o essere contro, no? Per cui cerchiamo di fronte a chi vediamo, a chi incrociamo, davvero di cogliere la possibilità di essere cioè di farci stupire da chi abbiamo di fronte.
quando un incontro può diventare anche una bella esperienza? Sicuramente quando innanzitutto noi non siamo chiusi dai nostri pregiudizi, non pensiamo di sapere tutto noi, ma ci lasciamo aprire dalla persona che abbiamo davanti, ma anche dall'incontro con un luogo, da un'esperienza. Ecco, in qualche modo possiamo davvero essere aperti se siamo un po' poveri. Sappiamo che non abbiamo tutto, ma che è l'altro che ci dona la possibilità di crescere. Francesco, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio e stavo pensando una cosa, che comunque abbiamo fatto un po' dall'incontro, ma sono tutte queste cose che stiamo facendo sono degli incontri anch'essi. Sì, è vero, infatti noi ci stiamo in un certo senso arricchendo, stiamo crescendo in questo nostro viaggio. Beh, se vi state arricchendo anche voi, ci vediamo la prossima settimana.